Non so bene se ci sia stato un confronto serrato e proficuo con i giostrai, o se effettivamente ai giostrai questa notizia è stata calata dall'alto e quindi loro si sono ritrovati dimezzati a poter partecipare, diciamo, solo in piazza Primo Maggio. Quindi la prima cosa che vorrei chiedere all'amministrazione è comunque di cercare sempre di trovare soluzioni equilibrate e fare in modo, insomma, che siano coinvolti tutti gli attori, no? Insomma, principali, perché nella delibera si dice: ma sentiti, i cittadini si lamentano per l'occupazione di piazza Primo Maggio, per cui sì, tenuto conto anche delle riserve dei cittadini. Sì, quando ti comoda tieni conto delle riserve dei cittadini, quando non ti comoda non ne tieni conto. La tradizione cittadina, ed è bene che rimanga nelle modalità in cui può rimanere, ovviamente con tutte le sue versioni dentro la città. E so che le interlocuzioni ci sono state con i giostrai, così come c'è con la questura, così come purtroppo sempre di più le aree afferenti allo stadio sono utilizzate, oltre che per i parcheggi, anche per alcune strutture. Si è visto durante la Supercoppa, si vedrà probabilmente anche durante la partita di rugby, altre aree oltre a quelle dello stadio che vanno a insistere sui parcheggi, quindi le delimitazioni in qualche modo delle aree per i giostrai in qualche maniera sono complesse. So che anche dal punto di vista amministrativo si cercava di trovare delle soluzioni anche economiche e di aiuto per intanto tamponare evidentemente una situazione che va risolta, perché evidentemente le partite di calcio ci sono ogni anno in quel periodo, il calendario degli impegni sportivi è quello, e quindi quell'area lì evidentemente non può andare bene, così come l'area di piazza Primo Maggio, non potendo utilizzare l'ellisse interna dove ci sono gli alberi, non risponde a quelle che sono le esigenze dei giostrai da un lato, e crea delle difficoltà evidenti anche un pochettino di mobilità all'interno della città.